stata una settimana emozionante, abbiamo presentato 3 libri, abbiamo fatto una serata proprio specifica per gli apicoltori, abbiamo fatto 2 mostre, una di bonsai e una di prodotti proprio della lavorazione delle api e quindi tutti i prodotti collegati a quello, ma soprattutto oggi abbiamo fatto festa e quindi abbiamo fatto una serie di manifestazioni che ci hanno riportato un po' ad un ambiente con le strade piene di gente, di visitatori, ma anche di residenti di Limana che hanno vissuto questa giornata assieme. 15ª edizione della Festa del Miele e dell'Agricoltura. Siamo orgogliosi oggi di essere arrivati a questo traguardo che è una partenza alla fine. Con tanta felicità e gioia oggi abbiamo avuto la fortuna di essere baciati da un sole straordinario e quindi da una sceneggiatura che vede le nostre Dolomiti, le nostre montagne all'interno della Festa del Miele e dell'Agricoltura. Oggi abbiamo anche degli ospiti importanti che è la città di Amaroni, con la Proloco, l'amministrazione comunale, per fare uno scambio di esperienza che poi servirà anche a noi ma anche a loro per poter fare un filo conduttore importante per il nostro futuro. Tutta la manifestazione oggi si raccoglie in tanti espositori locali, da produttori agricoli ai piccoli artigiani e anche a quello che è oggi un po' l'hobby nascosto proprio nel tema della Festa del Miele. Si è svolta oggi anche una cosa molto bella con i giochi di una volta, la mostra dei funghi, ma anche il Giro Ville di cui oggi è fatto visitare il territorio sull'aspetto culturale e geografico e storico della nostra bellezza libanese. Abbiamo coinvolto le scuole, ci hanno fatto i disegni, ci hanno detto cosa i bambini pensano della Festa delle Miele, con le api, con i loro disegni, e anche con la loro semplicità hanno riportato in noi questo aspetto molto, diciamo, originale e vivo di quella che è la festa dello stare insieme. Ed infine un tocco magico presso la casa di riposo di Limana, di cui questa mattina gli anziani hanno potuto visitare e comunque condividere le loro attrezzature agricole che un tempo sicuramente avevano usato, le falciatrici, i trattorini. Sono stati molto contenti, gioiosi e ci hanno veramente ringraziato per questa bella presenza di questa mattina e ci hanno invitato ancora di tornare perché ricordano le loro fatiche che hanno svolto quando erano giovani nel cercare di curare il territorio agricolo di Limana. Quindi una festa per tutti, da giovani agli anziani, ma anche per tutte le associazioni, per quello che hanno lavorato, tanta gente ha lavorato con noi, quelli che lavorano nel settore del miele, gli espositori, la Proloco, tutta l'amministrazione comunale si è prodigata per portare assieme questo risultato e dare soddisfazione ai visitatori e a quanti hanno usufruito di questa giornata. Grazie di cuore, impegnata in questi 2 mesi a tutte le riunioni. Allora, benvenuti a tutti, a voi che avete organizzato, perché il lavoro è importante, ma a voi che siete qua oggi in visita, io credo che in entrambi ci sia la stessa sensazione.
Io stamattina, mentre vedevo un po' lo scorrere delle falciatrici, è arrivata una signora vicino e mi dice: ma lei si sente orgoglioso oggi? Io ho detto sì, mi sento orgoglioso di avere una comunità che lavora, che ricerca di riprendere le proprie tradizioni, la propria cultura. Noi in una settimana abbiamo presentato 3 libri che parlano della cultura e della storia della nostra gente, ma quando parliamo della nostra gente parliamo di noi stessi, perché noi siamo quello che le nostre generazioni prima ci hanno tramandato. Poi abbiamo presentato una mostra di bonsai, abbiamo fatto una mostra sugli antichi attrezzi che usavano gli apicoltori e siamo qui anche con le falciatrici, con quelli che espongono i funghi, eccetera. Ecco, vediamo che c'è la natura che ci aiuta e che ci sostiene in questo cammino, però la natura cresce mentre la comunità cresce nella propria senso di appartenenza. Ecco, quindi al di là di noi magari che siamo un po' più storici, è bello avere nuove persone che vengono a visitare, nuovi residenti che vengono a vivere, e l'integrazione parte anche dalla realizzazione di noi stessi. Grazie mille, grazie. Giù nel piazzale con le falciatrici è stato un onore. Con onore a Matteo, grazie mille. Grazie Matteo, che anche voi date un grosso aiuto. Poi quando arriverà Silverio faremo il resto. Questo è lo spazio espositivo di Amaroni Mieli, il marchio collettivo del comune di Amaroni, città del miele della Calabria, ospite di questa bellissima manifestazione organizzata dalla Proloco di Limana con la collaborazione del comune di Limana e le associazioni del territorio, per promuovere attraverso i prodotti identitari d'eccellenza un intero territorio. È un progetto che ci vede seguire praticamente una strada comune verso la realizzazione di un patto di amicizia che è nato più o meno un anno fa grazie alla presenza della Proloco di Limana ad Amaroni, e da lì ovviamente è stato avviato un percorso che ci ha consentito di essere qui oggi. Noi ringraziamo per l'opportunità che il comune e la Proloco hanno dato al comune di Amaroni e agli apicoltori di Amaroni, che hanno avuto la possibilità appunto di far conoscere attraverso i loro prodotti e i loro marchi una storia identitaria che noi ovviamente insomma cerchiamo di valorizzare, di cui siamo orgogliosi, perché portiamo avanti l'identità di una comunità che è rurale ed è un'area interna della Calabria. E a suggello di questo patto d'amicizia ovviamente
un prodotto artigianale. La Calabria è conosciuta anche per le ceramiche, è la classica vozza, l'otre che consentiva alle nostre donne di poter portare l'acqua dalle fonti in casa. Ovviamente è un'opera grezza sulla quale abbiamo cercato appunto di suggellare sostanzialmente questo rapporto d'amicizia che è nato, come avevo detto prima, un anno fa, e l'otre rappresenta anche un contenitore, no? Di sentimenti, anche di affetto e di partecipazione, di collaborazione, che sostanzialmente saranno il filo conduttore che unirà questi due comuni nei prossimi progetti futuri, e il progetto comune sarà quello di portare avanti la promozione dei territori attraverso la valorizzazione dei prodotti d'eccellenza di Amaroni e del comune di Limana. Grazie Sindaco, e penso che questo nella sua stanza ci starà benissimo. Volevo dire che abbiamo un Amaroni dolce, perché Amaroni però un qualcosa di dolce, quindi il miele ci riporta a dolcezza, e quindi anche a questo scambio di relazioni. Grazie ancora a voi e alla vostra comunità. Grazie a voi per averci ospitati, per averci voluti, siamo stati benissimo, veramente ci siamo sentiti a casa, grazie davvero, grazie. Adesso ti dico, chiamo qui con me Mirko da Quarto d'Altino, signori. Sono innamorati della nostra terra, sono lieti e oggi di partecipare a questo evento. Grazie mille Mirko, un piccolo presente, il miele e il prosecco della nostra terra. Grazie. L'eredità che abbiamo a Limana. Li consegna mia moglie. Spero nei posteri. Grazie mille. Questo è il nostro omaggio all'Associazione Api Dolomiti di Belluno, della provincia di Belluno. È un prodotto identitario che coniuga due elementi che caratterizzano la comunità di Amaroni, la città del miele della Calabria. La vozza, che è l'elemento identitario della nostra comunità rurale, è il nostro marchio collettivo Amaroni Mieli, il brand attraverso il quale l'amministrazione comunale da anni promuove un intero territorio e le tradizioni di una comunità. Grazie davvero per l'ospitalità. Grazie a voi, a nome di Api Dolomiti e anche del comune di Limana che ci ha ospitato, vi ringraziamo per questo premio e speriamo di poter incontrarci anche in altre occasioni. L'articolo potrebbe ricevere che le api
costruiscono per sigillare i vini. Porta il messaggio al tuo alveare che c'è del miele disponibile, qua arrivano tutte. Ma devono sapere che qualunque miele cristallizzato torna allo stato liquido scaldante. Cosa? Pesa tanto un bicchiere di miele. No, cioè ce n'è poco. Pesa in base a quanto miele ci mettiamo dentro. Normalmente se ne accorgono 3-4 varietà di miele. Deve sempre sapere che le api in questa situazione qua ben difficilmente pugano. In questa fase qua non sono assolutamente interessate solo a mangiare, così come quando si va. Siamo alla 15ª edizione di Limana Paese del Miele, una manifestazione che ormai coinvolge tutto il paese. Ma questa è anche la 9ª edizione del concorso I migliori mieli della provincia di Belluno. Oggi ha vinto un miele di montagna, il miele di rododendro di Mina Martin, un giovanissimo apicoltore della provincia di Belluno che viene da Santo Stefano. Siamo molto orgogliosi che abbia vinto un giovane e credo che sia di buon auspicio avere degli apicoltori così bravi. Oltre a lui sono stati premiati molti altri mieli, dei millefiori di montagna e di valle, ma quest'anno è stato caratterizzato soprattutto dalla montagna, che ha salvato un anno di produzione davvero difficile. A tutti i partecipanti al concorso i migliori plausi dell'amministrazione comunale, dell'Api Dolomiti e della Proloco di Limana. E grazie per aver partecipato a questo evento, a questa manifestazione che ha contribuito a colorare di giallo Limana.